consigli ai ragazzi perché siamo entrati in campo con un periodo incredibile. Nei 20-25 minuti abbiamo veramente dominato, abbiamo messo subito la partita al sicuro e veramente siamo stati nel dettaglio quello che avevamo chiesto. Sappiamo che loro hanno una squadra molto complicata perché abbiamo pesanti davanti e bravi dietro con 9-10 di ottima qualità, però non hanno avuto grandi chance per giocare, quindi siamo molto felici della prestazione. Il focus che c'era all'inizio della partita è di provare a giocare un pochettino di più il pallone, prima ancora possesso e cercare di far muovere per il campo la loro mischia molto pesante e ci siamo riusciti, per larghi tratti anche molto bene, siamo veramente contenti. Sì, il gruppo è bello, continuiamo a allenarci sempre molto insieme, la 18, la cadetta, il gruppo è molto allargato e tutti i ragazzi che vengono chiamati in causa fanno sempre la prestazione, quindi per il momento benissimo così, siamo veramente contenti, ripeto, ma oggi veramente tante note positive, i ragazzi giovani, con carattere e con qualità sono in campo e hanno dato il contributo per portarla a casa. Siamo riusciti a giocare bene, a imprimere il nostro gioco e secondo me il fatto che ci fosse stata presentata come una squadra comunque forte e soprattutto in crescita in questo periodo ci ha messo quel minimo di paura e di ansia che ci ha permesso di arrivare in campo molto concentrati e di riuscire a dare il meglio di noi. E sicuramente posso essere contento della prestazione della squadra oggi e vi abbiamo fatto capire da subito come doveva andare la partita. E devo ringraziare il mio allenatore, mi ha dato un paio di consigli che mi sono stati molto utili e sono riuscito a prendermi un po' più di responsabilità e sono veramente contento di quello che sono riuscito a fare oggi. Secondo me è veramente un'occasione, una possibilità stupenda e io sinceramente sto imparando tantissimo sia dai loro consigli, parlandoci insieme, ma anche solo vedendoli giocare e allenandomi con loro riesco a imparare davvero tanto. Canossa!